Maria che percorre le strade di Chiavari tocca, per citare un verbo utilizzato dal vescovo, le vie, le case, i luoghi della vita quotidiana di ciascuna persona. Una folla ha accompagnato l'arca processionale di Nostra Signora dell'Orto e in tanti hanno atteso il suo passaggio. Su molti balconi luci e drappi per salutare la Vergine. È il senso del camminare di Maria tra la gente, richiamato da Monsignor Tanasini al rientro in cattedrale. Il desiderio, ha spiegato, è che questa presenza doni nuovo slancio alla vita ecclesiale cittadina, quello slancio che nasce da un cuore rinnovato. Abbiamo necessità dunque di ravvivare la nostra fede, di alimentarla. Abbiamo bisogno di vivere la carità che il Signore Gesù ci ha insegnato. Questi sono gli impegni che abbiamo preso in queste feste, affidando a Maria il nostro impegno. La festa mariana dunque non è conclusa, anzi, ha proseguito il vescovo, il rapporto con Maria ha un nuovo inizio. È questo che dà senso e valore a tutti i gesti esteriori compiuti nelle celebrazioni di questi giorni. Sia un tempo il nostro di fiducia e di speranza, sia un tempo in cui davvero i cuori si aprono e vivono l'esperienza della carità, attenti ai nostri anziani, ai nostri giovani, a coloro che sono più in difficoltà, a coloro che hanno bisogno, e tutti lo abbiamo gli uni degli altri. La processione è stata guidata dal vescovo di Savona Noli, Monsignor Gero Marino, che poco prima, al pontificale, si era soffermato sul camminare di Maria tra le persone e sulla sua presenza nella vita di tutti i giorni. Immaginare una fede legata alla vita quotidiana e non chiusa semplicemente nello spazio della liturgia o nel tempio, ma una fede che cammina e abita la terra di tutti.